Siamo con Gianluigi Cogo, che è autore di un libro che parla di cittadinanza digitale, appunto la cittadinanza digitale è il titolo, e siamo all'interno del contesto di ANCI, Expo Scuola, interazione comunque tra cittadinanza e struttura pubblica. Cosa ci può dire intorno al concetto di tecnologia come aiuto ai cittadini per avvicinarsi all'educazione civica? Sicuramente la tecnologia in questi ultimi anni è diventata meno ostica, diciamo, sicuramente più semplice alla portata di tutti. Sono diversi i fattori che hanno contribuito a questo, innanzitutto la diffusione dell'infrastruttura, quindi banda larga e possibilità di connettersi con qualsiasi oggetto, anche mobilità. Diciamo che poi la tecnologia di per sé stessa, quindi gli oggetti tipo appunto computer, smartphone, addirittura televisori, oggi possiamo collegare assolutamente tutto alla rete, sono diventati più semplici da utilizzare e anche meno costosi, anche questo è un altro fattore. Quello che ancora non è cresciuto, perlomeno nel nostro paese, parallelamente a questi due fattori, è il terzo fattore, che è quello della cultura digitale. Diciamo che siamo un po' meno curiosi, meno intrigati degli altri paesi per quanto riguarda la capacità di intuire che con queste tecnologie, forse dico da un punto di vista un po' più sociologico, i nostri stili di vita possono migliorare, e se ci rendiamo conto che possono migliorare da un punto di vista di utenti, quindi come consumatori, diciamo, parallelamente potremmo anche spostare questa grande capacità e facilità di utilizzo in tutto l'ambito della partecipazione. Quindi è ovvio che tutto il tema dell'e-democracy non è nato con le nuove tecnologie, l'e-democracy è una storia lunghissima, anche tecnologie meno recenti, se pensiamo nel Regno Unito si utilizzava la TV digitale negli anni 90, in Francia si usava il Minitel, cioè sono delle cose sicuramente meno usabili, meno semplici, hanno meno appeal di quelle attuali, però la forza che adesso danno specialmente i social media, quindi la capacità di tutte le persone di rapportarsi sul web con degli oggetti di interazione semplici, ha permesso a quasi tutti di poter entrare in questa sfera enorme di partecipazione, che viene spesso percepita più per la parte entertainment, diciamo, cioè è molto facile entrare sui social network, giochicchiare con questi nuovi strumenti per la parte più ludica, diciamo, e per la parte relazionale più legata al mondo dell'intrattenimento. Quando lo si sposta verso la partecipazione intesa come istanza, intesa come protesta, intesa come proposta nei confronti dell'amministrazione pubblica, diciamo che siamo un popolo che ha un po' il braccino corto, ecco. Però è necessario un po' per far sì che il cittadino sia più interessato, capisca di più il funzionamento, magari si fidi anche di più, no, delle istituzioni. Assolutamente. Per fidarsi un po' di più delle istituzioni, che è un po' il tema poi della conferenza che faremo oggi, io tengo sempre a precisare questo. È vero che noi pretendiamo che i cittadini diano, ed è giusto perché il paradigma dell'e-democracy si basa molto sul dare, non solo sulla pretesa di ricevere, però bisogna che anche le amministrazioni diano, cioè nel senso devono riuscire anche loro a entrare in questi nuovi canali, ma non per esserci, per starci alla pari, cioè devono accettare incondizionatamente quelle che sono le dinamiche di questo paradigma partecipativo. Va detto che da un punto di vista prettamente italiano non c'è una grande predisposizione, cioè nel senso noi siamo un popolo che delega, non siamo in grado di metterci subito in discussione in modo totale, preferiamo eleggere qualcuno, poi a fine mandato giudicarlo. La governance condivisa, amministrazione cittadino durante il mandato è una cosa che appartiene più a una cultura anglosassone, non alla nostra. Siccome siamo continuamente in modificazione, può essere che appunto anche con questi nuovi approcci ci siano degli avvicinamenti, no? Delle interazioni. Assolutamente, cioè, è ovvio che quando noi poniamo questi temi all'attenzione di alcuni gruppi di interesse, portiamo gli esempi che ci sono dall'altra parte dell'Atlantico specialmente, ma anche in Europa, in Inghilterra e in Francia ci sono begli esempi. È chiaro che lo spirito di emulazione può essere supportato meglio se c'è una cultura di base. Su questo vedo che il nostro paese sta facendo poca cultura di base, parlo in generale di cultura digitale, che è una parola che magari a qualche professore parruccone dice cultura e digitale sono due cose che stridono, invece non è assolutamente così. Con la giusta cultura anche quegli esempi potrebbero essere replicati. Oggi ce ne sono pochini in Italia, però diciamo sono di buon livello. Diciamo che il senso civico, che potrebbe diventare quello che gli anglosassoni chiamano civic hacking, no? Cioè la possibilità di fare comunque un qualcosa anche se non lo fa lo Stato, da noi il braccino è un po' corto, non siamo molto avvezzi a questo, ecco.
Va bene, la ringraziamo moltissimo per il suo intervento, buon lavoro, grazie.